Ben ritrovati in diretta su Radio.0, ma soprattutto bentornati nei nostri itinerari del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Turismo FVG attraverso proprio gli ambassador della nostra regione. Oggi vi portiamo in Carnia tra le rotte musicali, nella Carnia più autentica, dove l'incontro di anime sensibili e di legni pregiati dà proprio origine a un tripudio di note nobili, massima espressione di un territorio genuino che risuona le melodie della natura. Eccellenze artigianali, mani sapienti di musicisti che poi sono diventati realizzatori di strumenti unici e apprezzati in tutto il continente. Ad esempio i fratelli Rossiti a Tolmezzo, che formano violini, viole e violoncelli, clavicembali di Prato Carnico, dei fratelli Leita, tutti esempi di un mondo musicale diffuso che trova il suo culmine nella mozartiana di Paolaro. Ma io non voglio anticipare di più, perché noi ne parliamo oggi proprio con Manuela Burlina. Benvenuta Manuela, grazie per essere con noi. Buongiorno Barbara e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Manuela, ma che cosa accomuna un borgo autentico come Prato Carnico, una città alpina come Tolmezzo e un villaggio degli alpinisti come Paolaro in Carnia? Ecco, allora, questi tre paesini della Carnia sono accomunati da praticamente un ciclo di appuntamenti che partiranno da fine metà giugno fino a settembre, sotto il segno della musica come forma proprio di arte e di artigianato, e infatti ci saranno delle visite guidate a tema musicale a Tolmezzo, proprio come dicevi tu, e a Prato Carnico, in questi due laboratori dove vengono costruiti ormai da secoli, diciamo, degli strumenti musicali pregiatissimi. Quindi questi due artigiani porteranno a scoprire i loro laboratori e faranno un percorso all'interno degli stessi. Come nasce quindi questo programma, il programma di Carnia Rotte Musicali? Allora, questo nuovo programma nasce proprio da un contesto di collaborazione con la comunità di montagna della Carnia, che è stata partner di un progetto molto particolare che si chiama Excover, un progetto interreg tra Italia e Croazia che voleva proprio valorizzare dei piccoli borghi e delle piccole realtà italiane e croate e di scoprirne i tesori. Qui grazie al contributo degli abitanti del luogo si è valorizzata molto la musica come forma d'arte e che ancora si sente fortemente nel territorio. Questa rassegna vede anche il supporto del consorzio turistico Silent Alps Benessere Alpino, che ha con molto entusiasmo accolto questa proposta e l'ha inserita anche in una serie di programmi che troverete anche su Promoturismo FVG. Quanto costano invece queste visite guidate, ma soprattutto come si possono prenotare, Emanuela? Allora, è semplicissimo, basta andare sul sito Montagna 365 di Turismo FVG, andate alla sezione Arte e Cultura e lì vi potete prenotare, troverete tutte le informazioni sugli orari, le date e anche i costi. Come si svolgono invece le visite guidate nei laboratori degli artigiani della musica, che tra l'altro devono essere veramente un'esperienza sensazionale? Sì, ecco, allora i visitatori verranno accolti a Tolmezzo da Gilberto Rossiti, invece a Prato Carnico da Alessandro Leita. Qui avrete proprio modo di visitare i loro laboratori. A Tolmezzo Gilberto racconterà proprio della famiglia Rossiti che lavora il legno qui in Carnia da più di 40 anni e vi farà proprio conoscere tutto il suo laboratorio, spiegando come il papà Giuseppe gli ha insegnato a produrre dei violini pregiati che sono conosciuti veramente in tutto il mondo. E una particolarità vi farà anche scoprire la differenza tra un violino e una zittara o zittara. Adesso io non voglio specificare più di tanto come si pronuncia, che è uno strumento tipico musicale della Varresia. Mentre invece a Prato Carnico Alessandro accompagnerà invece attraverso le fasi di costruzione di un cembalo
costruiti sempre con i legni pregiati che si trovano nelle nostre montagne. Questo ha portato il laboratorio ad avere una certificazione particolare molto importante, che è la PESC, ed è il primo laboratorio che ottiene questa certificazione, quindi un primato mondiale di non poco rilievo, insomma. Bene, affascinante. E allora chiudiamo invece con la Mozartina. Che cosa possiamo ascoltare? Ma soprattutto, visto che prima l'abbiamo solo accennato, ricordaci anche di che cosa si tratta. Sì, allora la Mozartina si trova a Paularo, nell'antico palazzo Scarpa, e qui potrete godere non solo Palazzo Scala, e qui potrete godere della visita di questi organi che sono veramente antichi, e vi farà proprio ascoltare la musica che esce da quello più vecchio che loro hanno, del 1650. In questo palazzo, che è suddiviso su 3 piani e fa parte anche dell'Ecomuseo Mistir, si trovano anche raccolte di testi di teologia, filosofia e storia che appartenevano proprio al maestro Canciani, che è divenuto molto famoso nel territorio e anche e non solo, insomma. Benissimo, allora ci sono veramente tanti modi per emozionarsi con Carnia Rotte Musicali, per entrare proprio nell'essenza profonda della musica, tra laboratori e molto molto altro, soprattutto questo bellissimo ed esclusivo territorio. Noi ringraziamo davvero per essere stata con noi Emanuela Burlina. Ricordiamo che trovate tutte le informazioni anche sul sito turismofvg.it, che ci risentiremo anche mercoledì prossimo per un nuovo appuntamento. Grazie ancora per essere stata con noi, ci rivediamo in Carnia tra le varie rotte musicali. Grazie mille a voi, è stato veramente un piacere, e andate a visitare veramente la Carnia, che è un posto meraviglioso, ancora tutto da scoprire.